ricordare Fabbri a 50 anni dalla nomina di Ministro della Repubblica Italiana, che avvenne il 29 luglio 1976, con un'altra illustre veneta, Tina Anselmi, prima donna al governo della Repubblica Italiana come Ministro del Lavoro, due storie simili di cattolici impegnati in politica a servizio del bene comune. Il Ministro Fabbri, credo che la sua vita possa essere riassunta in 3 parole. Un uomo che ha saputo ricucire la propria ferita profonda, quella del lager, dove era stato deprivato di tutto e della libertà, e ha saputo, a seguito di quella ferita, organizzare una speranza per sé, per la propria comunità, per il proprio paese. Ha passato per 3 ricostruzioni: prima ha ricostruito la propria vita, non si è fatto piegare dalla violenza e da uno Stato che aveva perso il senso dell'etica e dei principi del rispetto della persona umana, non si è piegato e ha trovato la forza già in prigionia di andare avanti e di costruire il futuro. Chi ha ricostruito la propria comunità si è messa al servizio della comunità, operando per dargli una visione di futuro, di crescita e di sviluppo, con la cooperazione, con l'intuizione di tutto ciò che serviva perché una comunità ferita dalla guerra, che provava la fatica della ricostruzione, guardasse il futuro con ottimismo. E poi una ricostruzione del paese dove, saldo nelle radici del proprio territorio, ha saputo realizzare una crescita e uno sviluppo, ed è morto non perché si è ritirato, è morto in campo, non è stata una parabola chiusa, ma è morto sul campo fino all'ultimo a servizio della Repubblica. Ecco, se possiamo dirlo in una battuta, Fabbri, che ha saputo dedicare alle 3 ricostruzioni la propria esistenza, e tutto il suo impegno parte nella capacità di sapersi porre a servizio del bene comune, e questa forse è la sintesi migliore del suo impegno.